È stata messa in opera nella prima mattinata di venerdì 24 maggio a Valdobbiadene l'opera intitolata Volontà di credere. Oggi giornata storica, 24 maggio 2024, una data che rimarrà impressa a tutti i cittadini valdobbiadenesi, perché la volontà di credere del maestro Simon Benetton per questa città è finalmente stata installata. La vedete alle mie spalle, è un'opera mastodontica, 7 tonnellate di peso, 10 metri di altezza per 6 di larghezza. Siamo di fronte a una scultura che è socialmente utile e socialmente vivibile, che era appunto una delle tematiche e delle caratteristiche di questo grande maestro che ha conquistato le più grandi piazze al mondo. L'opera d'arte è in discussione ormai già dal 2012 ed è finalmente stata collocata nella posizione di arrivo nella porta di Valdobbiadene, che è la rotatoria dell'Olympos, opera stradale in corso di completamento che viene proprio arricchita, valorizzata da questa opera d'arte che si inserisce nel contesto anche naturalistico con lo sfondo del Cézanne in maniera perfetta. Sarà veramente l'icona della cittadina, la grande V di Valdobbiadene, anche V di Veneto, e tutti potranno riconoscersi in un unico simbolo, che è quello della V di Veneto, V di Vittoria del Progresso, Valdobbiadene, di vino e di vita, ma è alla fine volontà di credere, tante V in un'unica V. Nella sommità dell'opera possiamo notare i tralci della vite e sono rappresentati grazie alle frazioni di Valdobbiadene. Il maestro ha pensato di ricordare ogni lama che vedete alle mie spalle, nella sommità, le frazioni con Santo Stefano, San Giovanni, San Pietro di Barbozza, la località Cartizze e così via. Quindi la rigogliosa pianta del dio Bacco oggi è rappresentata con un unico simbolo. Per chi volesse approfondire la figura di Simon Benetton, qua a Valdobbiadene c'è l'archivio storico, a Treviso il museo. Sì, abbiamo un museo meraviglioso che è realizzato dallo studio Scarpa nel 1972 con 12.000 metri di parco, e qui in centro a Valdobbiadene abbiamo il secondo atelier del maestro, che è appunto il Palazzo Simon Benetton, sede dell'archivio storico, dove molti collezionisti si interfacciano con noi per avere la tutela e la conservazione delle proprie opere d'arte. L'inaugurazione ufficiale avverrà presumibilmente in autunno, ma già da adesso turisti e abitanti verranno accolti dall'ultima grande opera realizzata dall'artista e scultore.